Tra le tante lingue, qual è la lingua che parli più spesso durante il giorno? Isa inglês, E qual è invece la lingua del cuore, della famiglia? al Puxavin. Mi chiamo Laura e sono un'assistente sociale qui a Londra. Mi lavoro in ostello e la chiamo anche là, è un posto per 31 femmine che vivono là e che sono senza casa. Ho deciso di venire a Londra perché volevo studiare arabo dal mio master e che ero all'università in cui studio alle SOAS, c'era la possibilità di fare arabo proprio anche da zero via. E volevo mica venire a Londra perché è una città molto grande e mi piace tantissimo la natura. Ma dopo sono arrivata e volevo più partire. E mi sono sempre tornata anche se sono andata via per un po'. Ma anche tu sei partita tanto in questi anni, per esempio quest'anno hai fatto diverse attività. Se vuoi raccontarci un po' il tuo 2022, dove sei stata? Sì, credo che le proprie nanne da anche essere ripartita in Libano e provo a restare il più libero possibile per studiare arabo, ma lavoro in differenti fattori biologici e anche lavoro in un progetto che lavora con profughi siriani e con libanesi, tanto con i boci. E in giugno siamo partiti su una barca con un'organizzazione che si chiama Sea e che fa salvataggi nel Mediterraneo. E in quai di abbiamo su 500 persone nella barca. E mi sarei mica aspettata di avere 500 persone nella barca. E in quel momento cosa si fa? Ci si attiva? Sì, non mica tempo da pensare e sta da trovare una soluzione. Le mica la domanda, gamma posto nella barca o no, gamma a botta da mangiare o no, no, si trova una soluzione. Tu dai tanto a queste persone in tutti gli ambiti, però queste attività cosa danno a te, Laura Crameri? Tanta energia. Mi lavoro con le persone, mi dà energia e specialmente perché vedi l'effetto diretto da quel che fa. Quello della barca salvati in mezzo secondo, le persone li arrivano in che traumatizzate da quel che succede e da dire ciao in arabo, per esempio, per una persona che la parla arabo, sapete come che i cambiano direttamente e si rilassano e sembri vu o siamo qua in una certa maniera. Al di fuori del lavoro, nel tuo tempo libero, qual è una giornata ideale a Londra? Che cosa ti piace fare? Essere da fuori, io nuda, vado a nuda dall'Aquila di Sper, in bici. Sapete la città in una maniera differente perché si va in bici, perché sapete altre strade, tanti belli strade. Mi piace guardare qua, mi piace guardare i porti da qua, che i porti hanno sempre un colore differente. Mi piace guardare la gente che la passa, che fanno. Tra le tante lingue, qual è la lingua che parli più spesso durante il giorno? Isa inglês, E qual è invece la lingua del cuore, della famiglia? al Puxavin. Ed è per questo che rispondi in poschiavino. Vuoi dire qualcosa in poschiavino per chi ti segue appunto dalla Svizzera italiana, ma anche per i tuoi parenti? Sì, parlare, l'eroe che manda un messaggino, sì che siamo sempre un po' lontana, ma al bello è che resto in contatto e che mi sostiene, anche perché siamo in un posto che lui forse sa neanche dunque che può mica si immagina. E spero che si possa immaginare un po' di più. Che valore ha il sorriso nel tuo lavoro? Estremamente importante, ma quel che imparo è anche che salvete in dagli occhi, perché partendo dal tempo che lavoro negli ultimi 2 anni era con mascherina, ma salvete in dagli occhi, sa vergogna al fare un sorriso. E non c'è bisogno neanche di sapere tutte le lingue. No, esattamente. Sorriso internazionale. Sì, sì.